buona domenica e benvenuti a questa edizione di TG Sicilia, i titoli del nostro telegiornale. Morto misteriosamente a Porto Empedocle, il cadavere di un uomo di 40 anni ucciso con un colpo di fucile è stato trovato sotto un'auto lungo la strada. E ancora in gravissime condizioni la ragazza di 19 anni che a Piazza Armerina nell'Ennese si è lanciata dall'auto del fidanzato al culmine di una lite. Ai medici, prima di entrare in coma, avrebbe raccontato la dinamica del gesto. In regione tensione nella maggioranza tra Forza Italia e Fratelli d'Italia dopo le nomine nella sanità e alla vigilia della discussione all'Ars della finanziaria Quater. Rottura anche nel mondo centrista, i moderati di Saverio Romano disertano la festa dell'amicizia della DC di Totò Cuffaro. A Catania la piazza intitolata ai vigili del fuoco caduti sul lavoro è stata lasciata nell'abbandono e nel degrado, vandalizzati anche i giochi dedicati ai bambini. Sempre a Catania la cantante palestinese Miriam Toukan e il chitarrista israeliano Idan Toledano suonano insieme per diffondere attraverso la musica un potente messaggio di pace e speranza. Calcio Serie C, tutto pronto al Massimino per il derby Siracusa-Catania, anzi Catania-Siracusa. Tra i rossazzurri dubbi solo in attacco, gli aretusei invece vanno a caccia di punti per uscire dalla crisi di risultati. Colpaccio del Palermo in Serie B vince alla Spezia, liguri battuti per 2-1 grazie ai gol di Poyampala e Pierozzi, rosanero in testa alla classifica cadetta. Ancora buongiorno, tragedia a Porto Empedocle in apertura del nostro telegiornale. Un uomo di 40 anni, Alfonso Spalma, è stato trovato morto in contrada Le Cannelle. Sul corpo una ferita da fucile, escluso l'omicidio, ma la dinamica resta tutta da chiarire. Il servizio di Davide Sardo. La salma di Alfonso Spalma, quarantenne di Porto Empedocle, è stata sequestrata. L'autopsia dovrà chiarire le cause della morte avvenuta in contrada Le Cannelle a Porto Empedocle. Il corpo è stato trovato sotto un Fiat Fiorino. Accanto il suo fucile da caccia. Indossava una mimetica da cacciatore. Sul corpo una ferita partita dallo stomaco e uscita dalla schiena. Un colpo risultato fatale. Secondo una prima ipotesi, lo sparo potrebbe essere partito accidentalmente mentre l'uomo maneggiava l'arma, ma non si esclude che possa essere stato un gioco o uno scherzo tra conoscenti finito in tragedia. I carabinieri stanno effettuando accertamenti anche sul fucile per capire chi lo abbia impugnato e in quali circostanze. A circa 500 metri dalla Fiat Fiorino è stata trovata una moto ape di un residente della zona. Gli investigatori stanno cercando di capire se possa avere un collegamento con la vicenda. A dare l'allarme sono stati i soccorritori del 118 intervenuti per quello che sembrava un incidente. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri che hanno da subito escluso l'ipotesi di omicidio. In inverno Alfonso Spalma si occupava del suo gregge e produceva formaggi, mentre d'estate lavorava come cameriere nei ristoranti della zona. Una vita semplice divisa tra campagna e lavoro, spezzata da una tragedia che ha sconvolto l'intera comunità di Porto Empedocle. La nave Humanity One della ONG tedesca SOS Humanity è approdata poche ore fa a Porto Empedocle, porto sicuro assegnato dopo l'iniziale indicazione di Bari. A bordo dell'imbarcazione ci sono 34 migranti e 2 cadaveri. È tuttora ricoverata nel reparto di rianimazione di Caltanissetta la ragazza di Piazza Armerina che si è lanciata dall'auto del fidanzato. Le sue condizioni sono stazionarie e si attendono le prossime ore per comprendere come evolverà il quadro clinico. Il servizio di Rita Cinardi. Non si danno pace i genitori della 19enne di Piazza Armerina che 2 giorni fa si è lanciata dall'auto in corsa del fidanzato al culmine di un litigio. Una ragazzata, così è stata definita da chi conosce la 19enne, che le è costata cara. La giovane è ancora ricoverata nel reparto di rianimazione dell'ospedale Sant'Elia, dove è tenuta in coma farmacologico. A quanto pare era stata la stessa ragazza, ancora cosciente e in grado di parlare, a raccontare al suo arrivo al pronto soccorso di Piazza Armerina di essere stata lei stessa a lanciarsi dall'auto in corsa del fidanzato. Stavano litigando e lui le ha detto che
l'avrebbe riaccompagnata a casa, ma lei, che probabilmente non si aspettava le gravi conseguenze alle quali sarebbe andata incontro, si è lasciata cadere sull'asfalto. L'impatto è stato devastante, ma inizialmente la ragazza era ancora cosciente, riusciva a comunicare. Poi di ora in ora l'emorragia cerebrale dovuta al trauma si è fatta sempre più grave ed è stato disposto il trasferimento in elisoccorso all'ospedale Sant'Elia. I neurochirurghi, durante un intervento difficilissimo, sono riusciti a ridurre la grave emorragia e adesso si dovrà aspettare ancora qualche giorno per capire quando e se la ragazza potrà essere risvegliata dal coma farmacologico. A Trabia, nel Palermitano, un 21enne finisce agli arresti domiciliari con l'applicazione del braccialetto elettronico per aver violato il divieto di avvicinamento all'ex compagna. L'indagato, che non si è mai rassegnato alla fine della relazione, nonostante il provvedimento, ha continuato in questi mesi a contattare la vittima, inviando messaggi e chiamandola telefonicamente anche in forma anonima. Questa è la pagina della politica. Tensioni agitano la maggioranza di centrodestra all'Ars in vista di una settimana importante in Parlamento regionale. Sentiamo perché con Manlio Viola. Si apre domani una settimana complessa per il centrodestra in Sicilia. Da martedì in aula all'Ars si discuterà infatti della finanziaria quota reincardinata ieri a Sala d'Ercole, ma anche il commissario di Fratelli d'Italia nell'isola, Luca Sbardella, dice che cosa accadrà non è prevedibile. Dopo lo scontro in giunta di governo sulla riconferma di Salvatore Iacolino a dirigente generale della pianificazione strategica in sanità, fra Forza Italia e Fratelli d'Italia c'è tensione e gli assessori meloniani non hanno partecipato al voto dell'altro ieri. Ma c'è tensione anche al centro della coalizione, dove Noi Moderati, la formazione di Saverio Romano e Massimo Dell'Utri, non è stata invitata alla festa dell'amicizia della Democrazia Cristiana a Ribera. Si tratta dell'ultimo segnale di un allontanamento politico fra Romano e Totò Cuffaro, che era nell'aria ormai da tempo. Il pomo della discordia è l'accordo siglato dalla Democrazia Cristiana con la Lega a livello nazionale, un accordo che Romano non riesce a mandar giù, tanto da parlare di divorzio. Ma intanto la festa dell'amicizia della DC è al centro anche di altre polemiche e adesso anche di atti intimidatori, anzi vandalici. Nella notte è danneggiata la mostra su Alcide De Gasperi, su 4 pannelli compaiono falce e martello e la stella rossa, oltre a imbrattare il volto di De Gasperi. Unico elemento che tende a smorzare la tensione in queste ore è la scelta del governatore Renato Schifani di ritirare la querela al Giornale di Sicilia per un annuncio pubblicitario di Carlo Calenda. Non che lo scontro sia esaurito con Azione e con Lavardera, ma il governatore sceglie di non coinvolgere la stampa nella querela che probabilmente in tribunale arriverà per altri versi. Adesso a Catania, inaugurata a poco più di un anno fa, è già in condizioni pietose la piazza intitolata ai Vigili del Fuoco caduti sul lavoro. Rifiuti e vetri davanti al monumento, distrutta anche l'altalena. È andato per noi Tonino De Mana. Arredi e giochi distrutti, rifiuti sparsi per terra, vetri in frantumi e bottiglie persino davanti al monumento in memoria dei Vigili del Fuoco caduti, si legge, nell'adempimento del proprio dovere. Inaugurata lo scorso anno, la piazza incastonata tra le vie Playa e delle Ondine è già in condizioni pietose. La mano distruttrice dell'uomo ha fatto il suo corso con effetti devastanti. Non è stata risparmiata neanche l'altalena, ridotta ad un ammasso di legna e ferro. Mio nipote dice: come mai hanno ridotto così questa piazza? Sono cose che ci lasciano veramente amareggiati. Sollecita interventi il consigliere del primo municipio Buio. Questo problema lo porterò in primis al Consiglio del primo municipio per attenzionarlo all'amministrazione centrale. Non è possibile che questa piazza sia ridotta in questo modo in così poco tempo. Il tricolore in bella mostra, istituzioni presenti e tanta voglia di consegnare alla città una piazza per tutti. Oggi quel giorno, 28 giugno 2024, sembra molto lontano. È veramente triste vedere in che condizioni versa Piazza delle Ondine. Piazza che fu intitolata ai deceduti dei Vigili del Fuoco in servizio. Facciamo un accorato appello all'amministrazione affinché predisponga delle telecamere di videosorveglianza e un appello accorato anche alla popolazione stessa affinché quel luogo venga rispettato e tutelato. Servono controlli e senso civico, lo ripetiamo da tempo e non vorremmo sembrare ripetitivi.
Un 34enne di Catania è stato denunciato per tentato furto dai carabinieri del nucleo radiomobile. L'uomo è stato sorpreso di notte nei pressi del monastero dei Benedettini con 6 spire di cavi di rame appena sottratte dal sottotetto della struttura dove era stato danneggiato l'impianto di climatizzazione del museo, che è anche sede dell'Università di Catania. I cavi e gli attrezzi sono stati sequestrati. L'intervento è avvenuto grazie alla segnalazione di una guardia giurata. E dopo le piogge degli ultimi giorni che hanno sommerso mezza Sicilia, ritorna il sereno sull'isola Domenica di Sole e in gran parte della Sicilia, tra passeggiate e tanta voglia insomma di trascorrere un paio d'ore almeno all'aperto. Il servizio di Francesco Aloi. La neve è rimasta per poco, l'Etna non è più imbiancato, segno che in Sicilia il freddo, quello vero, deve ancora arrivare. Dopo le piogge dei giorni scorsi, in gran parte dell'isola è tornato a splendere il sole. È sempre così normalmente, dopo la pioggia ritorna il sereno. In Sicilia approfittiamo di queste belle giornate di sole. Una giornata di sole la si passa anche al bar. Certo, con gli amici, il sole, viaggi, tutto e di più, soprattutto la buona compagnia che ci mette sempre di buon umore. Qui siamo a Siracusa, dove oggi la temperatura non supera i 25 gradi. Giornata ideale per una bella passeggiata in centro. Ce le godiamo finché ci sono. Il mese di ottobre è uno dei mesi secondo me più belli proprio qua in Sicilia. E c'è anche chi approfitta della Domenica di Sole, una combo perfetta per portare i figli al parco. Sì, qua le temperature ci permettono di portarlo ancora per un po' di tempo. Ne stiamo approfittando della bella Sicilia per poter portare il bambino al parco, all'aperto, e si potrebbe andare addirittura al mare, a dire la verità, per il caldo che c'è oggi. Prima domenica del mese significa anche luoghi della cultura aperti a tutti, gratis. Un motivo in più per fare un giro in musei o parchi archeologici. Intanto il bel tempo dovrebbe caratterizzare tutta la settimana, con temperature che di giorno si aggireranno attorno ai 20-25 gradi. E adesso parliamo di un nuovo farmaco per la cura della sindrome di Down. Se ne è parlato anche a Troina durante un convegno sul progetto europeo ACOD, il servizio di Orazio Longo. Trisomia 21 è la forma più comune di disabilità intellettiva su base genetica, la sindrome di Down. Oltre 1 milione di persone ne è affetto in Europa. Il progetto europeo ACOD nasce per rispondere a un'esigenza sempre più ampia, cioè quella di sviluppare il primo farmaco di una nuova classe. I cosiddetti inibitori specifici dei recettori, che hanno mostrato un alto livello di efficacia preclinica nei modelli animali, dando risultati preliminari positivi anche nell'uomo. Di questo si è parlato a Troina presso l'IRCS Oasi Maria Santissima. Per non solo parlare del nuovo farmaco di cui presto speriamo inizierà la sperimentazione clinica, lo studio di fase 2B, ma soprattutto per poter comunicare direttamente con le famiglie sul meccanismo d'azione di questo farmaco innovativo e sulle prospettive nuove di cura. Ci auguriamo intanto che la ricerca abbia uno sviluppo veloce e che rientri in una tempistica più o meno veloce. Capisco i tempi, però la cosa più importante appunto è arrivare a trovare, a dare ai nostri figli una qualità di vita più alta. Tra i relatori Pier Vincenzo Piazza, scopritore del farmaco con Aelis Pharma. Prossimo step del progetto sarà l'avvio entro la fine dell'anno dello studio di fase 2B. A Messina, nello splendido scenario di Capopeloro, la 7ª edizione del Festival degli Aquiloni, un'iniziativa che ha richiamato grandi e piccini, ovviamente, all'insegna del divertimento. È andato per noi Francesco Triolo. Un festival dedicato ai bambini, ma è innegabile che a divertirsi sono anche i genitori. Gli aquiloni scorrazzano nel cielo di Capopeloro a Messina, sfruttando la magia del vento che da queste parti non manca mai, e dipingono bellezza su uno sfondo unico, quello dello Stretto. Da venerdì pomeriggio sino ad oggi il Festival Internazionale degli Aquiloni, giunto alla 7ª edizione, ha richiamato tantissima gente con momenti di gioco ed allegria, con la festa e il corteo che ha sfilato per le strade del Borgo Marinaro, trampolieri e giocolieri per avvicinare grandi e piccini ad un immaginario fatto di abilità straordinarie e momenti di pura meraviglia.
anche con un messaggio di pace. Crediamo che l'aquilone, col simbolo di leggerezza e di libertà, rappresenti veramente idealmente un messaggio che deve essere inviato a tutti, a tutto il mondo. E oggi noi abbiamo visto tanti bambini che erano stupiti col naso all'insù, che si meravigliavano di vedere gli aquiloni, e crediamo che questo sia un diritto di tutti i bambini del mondo. In cielo aquiloni provenienti anche da Belgio, Francia, Germania e Malta, oltre a numerosi appassionati italiani e siciliani. Poi musica, arte, poesia, mostre che hanno caratterizzato questo festival che da sempre riunisce grandi e piccini. A Catania l'esibizione della cantante palestinese Miriam Toukan insieme al chitarrista israeliano Idan Toledano hanno diffuso attraverso la musica un potente messaggio di pace e speranza. Ci racconta tutto Emanuela Corsi. Ancora una volta è la musica a farsi portatrice di un messaggio di speranza e di pace, a mettere in dialogo due popoli, fianco a fianco, grazie al linguaggio universale dell'arte. La palestinese Miriam Toukan, cantante, cantautrice, ma anche avvocato e attivista per la pace, condivide il palco con Idan Toledano, chitarrista israeliano. Un duo artistico legato da un'amicizia profonda, lunga 20 anni, che supera ogni barriera religiosa, culturale e ideologica. Un importante messaggio in un momento in cui si intravedono spiragli di pace. So yesterday I get up with... Ieri mi sono svegliata, come tutte le altre persone, con una grande speranza. Quindi dobbiamo pregare, essere positivi e pregare. Pray. Miriam Toukan, ospite a Catania della rassegna Jazz for Peace, si esibisce da anni in eventi, conferenze e marce per la pace in tutto il mondo. Spesso ha duettato con la celebre cantante israeliana Noah, portando un messaggio chiaro: la convivenza è possibile. It's possible. Questo è possibile. Oggi è molto difficile vedere la fratellanza tra questi due stati, ma sono nate in un posto dove ebrei, arabi e palestinesi vivevano assieme. Arabs and Palestinians live together. Miriam Toukan, madre di una bambina di pochi mesi, ci racconta cosa desidera per il futuro di sua figlia. I want for her safe. Mi auguro per lei di vivere in un posto sicuro, di guardare avanti verso un futuro giusto, fatto di uguali diritti. Equal rights. Ce lo auguriamo tutti, adesso però ci fermiamo per una piccola pausa, poi un'ampia pagina di calcio. Ancora ben trovati nella seconda parte del nostro TG Sicilia. Apriamo la pagina del calcio. Alle 14:30 Catania in campo contro il Siracusa al Massimino, un derby insidioso per i rossazzurri. Questo è l'avvertimento almeno del tecnico toscano, che dovrà sciogliere il nodo relativo all'attacco. Lo farà solo negli attimi imminenti alla gara. Sentiamo il servizio di Francesco Triolo. Fiducia e motivazioni. Il Catania, che affronta il derby contro il Siracusa, dovrà avere entrambe queste caratteristiche. Le ha chieste apertamente Mimmo Toscano nel presentare un match difficile, insidioso, come tutti i derby sanno essere, dove si azzerano i valori se non si affrontano con la giusta mentalità, dove la classifica non conta, ma contano proprio le motivazioni. E il tecnico rossazzurro ha ribadito chiaramente la sua fiducia. Questa squadra crescerà. Io quando sono venuto un giorno a Catania a firmare l'anno scorso ho visto una scritta in sede sopra. Se un sogno ha tanti ostacoli significa che è quello giusto, e ne sono ancora più convinto. Le scelte di Mimmo Toscano dipenderanno dalle condizioni fisiche di alcuni giocatori chiave. Si va verso il ritorno di Donnarumma dal primo minuto, con Celli nel terzetto arretrato. A centrocampo ballottaggio Corbari-Quaini. Caturano sarà disponibile, si è allenato 3 giorni con la squadra, quindi è disponibile. Forte è una situazione al limite, oggi ha forzato, vuole essere della partita. Poi vedremo domani
il da fare. Si potrebbe quindi partire con Lunetta come prima punta titolare con Jimenez e Cicerelli in appoggio, ma la presenza di Forte e Caturano tra i convocati lascia aperte diverse strade. Calcio d'inizio alle 14:30 e dalle 13:30 scatta diretta stadio. Un'ora per arrivare alla diretta in chiaro ed esclusiva di Catania-Siracusa, 4 ore di trasmissione con le voci dei protagonisti poco prima del calcio d'inizio, il racconto live dei 90 minuti e un ricco post gara. 24 calciatori convocati invece nel Siracusa per la trasferta a Catania, mentre il Trapani ospiterà al Provinciale il Giuliano. Sentiamo il servizio di Sergio Colosi. Non sembra la partita ideale per lasciare l'ultimo posto, ma il Siracusa vuole provarci contro un Catania arrabbiato e ferito, quanto basta per alzare ancora di più l'asticella del grado di difficoltà dell'impegno del Massimino. 6 sconfitte in 7 giornate con l'unico sorriso contro il Potenza indicano debolezze e paure ed errori di un Siracusa che a sprazzi però sa giocare un bel calcio. Turati, che conferma modulo e atteggiamento tattico, ha convocato 24 azzurri, assenti gli infortunati Alma, Guadagni e Di Paolo. La novità è Molina, che nelle gambe non ha più di 20 minuti. Difesa a 4 con Sciapola e Pacciardi centrali. Nel 4-2-3-1 sulla tre quarti, Parigini a destra, Limonelli al centro e Valente a sinistra, Contini più avanzato. L'esperienza di Molina e le motivazioni dell'ex Frisenna potrebbero essere le mosse da giocare nella ripresa. In Trapani Giuliano chi vince saluta la crisi. Nelle ultime 3 gare 2 soli pareggi per i Granata, sempre sconfitti i campani, squalificato Aronica e in panchina Spataro. Sappiamo che Giuliano viene da 3 sconfitte consecutive, da 20 giorni ha cambiato l'allenatore, quindi sta cercando un attimino di mettere a punto quelli che sono il dettato tattico, quindi partita da mille insidie e partita che sicuramente ci può dare uno spirito battagliero. Trapani senza Nicoli, Vasquez e Salines, si torna al 3-4-2-1, spazio agli ex Celeghin e Ciuferri. Adesso andiamo in Serie B, il Palermo concreto e vincente, vince per 2-1 contro lo Spezia in trasferta, i liguri non riescono a rimontare i 2 gol di Poyampalo e Pierozzi, primo posto in attesa del Modena che giocherà nel pomeriggio. Il servizio di Marco Gullà. Pratico, concreto e vincente. Il Palermo sbanca il picco, vince 2-1 contro lo Spezia e mette in cascina 3 punti d'oro. Dopo 2 prestazioni poco brillanti, la squadra di Inzaghi ruggisce e addenta lo Spezia. I rosanero soffrono solamente nel finale, ma per larga parte del match sono sul ponte di comando e non rischiano praticamente nulla. Inzaghi lascia fuori Brunori e mette dentro Palumba assieme alle 2 donne con Poyampalo al fiero offensivo. Palermo che parte subito aggressivo, Veroli sfiora il gol, ma alza troppo la mira. Poi altra occasione, caos in area ligure, Poyampalo non riesce a segnare da pochi passi. Si fa male intanto Bani, entra Diachité. Il Palermo non perde la bussola e al 42esimo trova il gol. Cross in area di Palumbo, mischia e rete di Poyampalo che è lesto a battere il portiere dello Spezia, 1-0. Ripresa, entra Giasi al posto di Diachité. Il Palermo controlla il match al 58esimo, raddoppia. Angolo, tiro svirgolato di Poyampalo, mischia e colpo di testa di Pierozzi che la piazza all'angolo, 2-0. La gara scorre, la banda di Inzaghi segue lo spartito senza stonature, i cambi anestetizzano i ritmi. Solo nel finale la partita si riaccende, rigore per lo Spezia per ingenuità di Blan. Joronen pare rigore, ma sulla ribattuta lo Spezia segna su autogol di Giovane. Nel finale il Palermo rischia, ma ancora il portiere rosanero salva. 2-1 e 3 punti cruciali per la formazione rosanero. Siamo molto contenti, oggi veramente abbiamo perso Bani che è il nostro leader e la squadra è stata straordinaria, veramente, insomma non vincevamo da più di 90 anni su questo campo, ma questa squadra aveva già sfatato il tabù Caserta, il tabù Castori e oggi c'era anche il tabù D'Angelo per me perché non avevo mai vinto con lui e poi un campo difficile perché se non si vince da 93 anni vuol dire che qui non è semplice, però la squadra ha fatto una grandissima partita.
E in chiusura notizia di pallanuoto, inizio di stagione positivo per l'equipe Orizzonte Catania che ha esordito nel campionato di Serie 1 davanti al pubblico di casa della piscina di Nesima. Le rossazzurre hanno battuto 26-4 la Nautilus Civitavecchia, una vittoria indirizzata sin dalla prima frazione di gara dove le rossazzurre avevano conquistato già il 7-0, poi a favore delle catanesi anche gli altri parziali di gioco vinti appunto dalla squadra allenata da Martino Micheli per 5-1, 7-2 e infine 7-1, tutti a segno i nuovi acquisti scesi in campo con Daniela Jakovic top scorer con 5 reti. Questa è l'ultima notizia, il nostro telegiornale finisce qui, vi ringraziamo per averci seguito, vi ricordo che l'informazione ritornerà su Antenna Sicilia questa sera alle 20. Grazie, buon proseguimento di domenica a tutti. Buonasera dal TG Sicilia, i titoli di questa edizione. È ancora in gravissime condizioni la ragazza di 19 anni che a Piazza Armerina si è lanciata dall'auto del fidanzato al culmine di una lite. Ai medici, prima di entrare in coma, avrebbe raccontato la dinamica del gesto. Intanto proseguono le indagini dei carabinieri. Sarebbero morti per il freddo i 2 migranti sudanesi soccorsi dalla nave ONG Humanity One e sbarcati stamattina in fin di vita a Porto Empedocle. Assieme a 34 sopravvissuti, altri 7 sono morti annegati. Catania è già distrutta e in mano al degrado la piazzetta inaugurata poco più di un anno fa intitolata ai vigili del fuoco caduti sul lavoro. Meteo, in Sicilia ritorna il sole dopo una settimana di maltempo e l'escursione termica che ha portato le temperature sotto la media stagionale. La settimana che sta per arrivare sarà caratterizzata dal bel tempo. A Messina, nello splendido scenario di Capo Peloro, la 7ª edizione del Festival degli Aquiloni ha richiamato grandi e piccini all'insegna del divertimento. A Catania la cantante palestinese Miriam Tukan e il chitarrista israeliano Idan Toledano suonano insieme per diffondere attraverso la musica un potente messaggio di pace e speranza. E poi il calcio, Serie C, il Catania vince il derby col Siracusa, al Massimino finisce 2-0, in gol Lunetta e Ieraldi, Trapani fermo al Provinciale sull'1-1 dal Giuliano. Ancora calcio, colpaccio esterno del Palermo sul campo dello Spezia, Liguri battuti per 2-1 grazie a gol di Poyampalo e Pierozzi. Dunque, ben trovati al TG Sicilia. È tuttora ricoverata nel reparto di rianimazione di Caltanissetta la ragazza di Piazza Armerina che si è lanciata dall'auto del fidanzato. Le sue condizioni sono stazionarie e si attendono le prossime ore per comprendere come evolverà il quadro clinico. Il servizio di Rita Cinardi. Non si danno pace i genitori della 19enne di Piazza Armerina che 2 giorni fa si è lanciata dall'auto in corsa del fidanzato al culmine di un litigio. Una ragazzata, così è stata definita da chi conosce la 19enne, che le è costata cara. La giovane è ancora ricoverata nel reparto di rianimazione dell'ospedale Sant'Elia, dove è tenuta in coma farmacologico. A quanto pare era stata la stessa ragazza, ancora cosciente e in grado di parlare, a raccontare al suo arrivo al pronto soccorso di Piazza Armerina di essere stata lei stessa a lanciarsi dall'auto in corsa del fidanzato. Stavano litigando e lui le ha detto che l'avrebbe riaccompagnata a casa, ma lei, che probabilmente non si aspettava le gravi conseguenze alle quali sarebbe andata incontro, si è lasciata cadere sull'asfalto. L'impatto è stato devastante, ma inizialmente la ragazza era ancora cosciente e riusciva a comunicare. Poi di ora in ora l'emorragia cerebrale dovuta al trauma si è fatta sempre più grave ed è stato disposto il trasferimento in elisoccorso all'ospedale Sant'Elia. I neurochirurghi, durante un intervento difficilissimo, sono riusciti a ridurre la grave emorragia e adesso si dovrà aspettare ancora qualche giorno per capire quando e se la ragazza potrà essere risvegliata dal coma farmacologico.
Sarà l'autopsia a fare chiarezza sulla morte del cameriere quarantenne di Porto Empedocle, Alfonso Spalma. Il cadavere dell'uomo, una persona molto ben voluta in città, è stato ritrovato ieri sera. Era sotto il suo furgone nel rione Le Cannelle. Dopo la prima ispezione cadaverica, i carabinieri hanno escluso l'ipotesi di morte violenta. Contrariamente a quanto ipotizzato e riferito dai soccorritori, sul corpo non c'erano ferite da arma da sparo. Il mistero sulla causa del decesso però rimane. La dinamica non è chiara e gli accertamenti sono in corso, fanno sapere i militari. L'area dove è stato trovato il corpo del quarantenne è una strada da tempo interdetta al traffico, anche se qualcuno ancora ugualmente transita, è stata posta sotto sequestro. Rissa tra giovani nordafricani avvenuta in pieno giorno in centro storico a Ribera, nei pressi del Palazzo Municipale. Un ventenne tunisino è stato accoltellato all'addome, subito soccorsa la vittima, non è in pericolo di vita. È stato individuato e denunciato a piede libero il presunto aggressore. Si tratta di un altro giovane di 19 anni, anche lui tunisino, accusato di lesioni e porto abusivo di coltello. Nella zona densamente abitata da stranieri, per lo più braccianti. Lo scorso febbraio un nordafricano è stato ucciso da un abitante del paese. Sarebbero morti per il freddo i 2 migranti sudanesi di 28 e 30 anni, soccorsi dalla nave ONG Humanity One e sbarcati stamattina in fin di vita a Porto Empedocle assieme a 34 sopravvissuti. Altri 7 sono morti annegati. L'ispezione cadaverica effettuata ha accertato che sono morti per una ipotermia prolungata. I migranti si trovano almeno da 4 giorni a bordo di un gommone in avaria colpito da onde alte fino a 3 metri con provviste insufficienti. Diversi sono arrivati in stato di incoscienza e molti di loro riuscivano a malapena a stare in piedi. Una madre e il suo bambino hanno riportato gravi ustioni. E adesso andiamo a Catania, inaugurata poco più di un anno fa e già in condizioni pietose la piazza intitolata ai Vigili del Fuoco caduti sul lavoro. Rifiuti e vetri davanti al monumento, distrutta anche l'altalena. Tonino De Mana. Arredi e giochi distrutti, rifiuti sparsi per terra, vetri in frantumi e bottiglie persino davanti al monumento in memoria dei Vigili del Fuoco caduti, si legge, nell'adempimento del proprio dovere. Inaugurata lo scorso anno, la piazza incastonata tra le vie Playa e delle Ondine è già in condizioni pietose. La mano distruttrice dell'uomo ha fatto il suo corso con effetti devastanti. Non è stata risparmiata neanche l'altalena, ridotta ad un ammasso di legna e ferro. Mio nipote dice: come mai hanno ridotto così questa piazza? Sono cose che ci lasciano veramente amareggiati. Sollecita interventi il consigliere del primo municipio Buglio. Questo problema lo porterò in primis al Consiglio del primo municipio per attenzionarlo all'amministrazione centrale. Non è possibile che questa piazza sia ridotta in questo modo in così poco tempo. Il tricolore in bella mostra, istituzioni presenti e tanta voglia di consegnare alla città una piazza per tutti. Oggi quel giorno, 28 giugno 2024, sembra molto lontano. È veramente triste vedere in che condizioni versa Piazza delle Ondine. Piazza che fu intitolata ai deceduti dei Vigili del Fuoco in servizio. Facciamo un accorato appello all'amministrazione affinché predisponga delle telecamere di videosorveglianza. È un appello accorato anche alla popolazione stessa affinché quel luogo venga rispettato e tutelato. Servono controlli e senso civico. Lo ripetiamo da tempo e non vorremmo sembrare ripetitivi. Adesso parliamo del meteo. Dopo le piogge degli ultimi giorni che hanno sommerso mezza Sicilia ritorna il sereno. Domenica di sole in gran parte dell'isola, tra passeggiate e tanta voglia di bel tempo che, secondo gli esperti, caratterizzerà la prossima settimana. Francesco Aloi. La neve è rimasta per poco, l'Etna non è più imbiancato, segno che in Sicilia il freddo, quello vero, deve ancora arrivare. Dopo le piogge dei giorni scorsi, in gran parte dell'isola è tornato a splendere il sole. È sempre così normalmente, dopo la pioggia ritorna il sereno. In Sicilia approfittiamo di queste belle giornate di sole. Una giornata di sole la si passa anche al bar. Certo, con gli amici, il sole, viaggi, tutto e di più, soprattutto la buona compagnia che ci mette sempre di buon umore.
Qui siamo a Siracusa, dove oggi la temperatura non supera i 25 gradi. Giornata ideale per una bella passeggiata in centro. Ce le godiamo finché ci sono. Il mese di ottobre è uno dei mesi secondo me più belli proprio qua in Sicilia. E c'è anche chi approfitta della domenica di sole, una combo perfetta per portare i figli al parco. Sì, qua le temperature ci permettono di portarlo ancora per un po' di tempo. Ne stiamo approfittando della bella Sicilia per poter portare il bambino al parco all'aperto e si potrebbe andare addirittura al mare, a dire la verità, per il caldo che c'è oggi. Prima domenica del mese significa anche luoghi della cultura aperti a tutti, gratis. Un motivo in più per fare un giro in musei o parchi archeologici. Intanto il bel tempo dovrebbe caratterizzare tutta la settimana, con temperature che di giorno si aggireranno attorno ai 20-25 gradi. E andiamo a Messina, nello splendido scenario di Capopeloro, la 7ª edizione del Festival degli Aquiloni ha richiamato grandi e piccini all'insegna del divertimento. Il servizio. Un festival dedicato ai bambini, ma è innegabile che a divertirsi sono anche i genitori. Gli aquiloni scorrazzano nel cielo di Capopeloro a Messina sfruttando la magia del vento che da queste parti non manca mai e dipingono bellezza su uno sfondo unico, quello dello Stretto. Da venerdì pomeriggio sino ad oggi il Festival Internazionale degli Aquiloni, giunto alla 7ª edizione, ha richiamato tantissima gente con momenti di gioco ed allegria, con la festa e il corteo che ha sfilato per le strade del Borgo Marinaro, trampolieri e giocolieri per avvicinare grandi e piccini ad un immaginario fatto di abilità straordinarie e momenti di pura meraviglia, anche con un messaggio di pace. Crediamo che l'Aquilone, col simbolo di leggerezza e di libertà, rappresenti veramente idealmente un messaggio che deve essere inviato a tutti, a tutto il mondo. E oggi noi abbiamo visto tanti bambini che erano stupiti col naso all'insù, che si meravigliavano di vedere gli aquiloni, e crediamo che questo sia un diritto di tutti i bambini del mondo. In cielo aquiloni provenienti anche da Belgio, Francia, Germania e Malta, oltre a numerosi appassionati italiani e siciliani. Poi musica, arte, poesia, mostre che hanno caratterizzato questo festival che da sempre riunisce grandi e piccini. A Catania l'esibizione della cantante palestinese Miriam Tukar e del chitarrista israeliano Idan Toledano per diffondere attraverso la musica un potente messaggio di pace e speranza. Emanuela Corsi. Ancora una volta è la musica a farsi portatrice di un messaggio di speranza e di pace, a mettere in dialogo due popoli, fianco a fianco, grazie al linguaggio universale dell'arte. La palestinese Miriam Tukar, cantante, cantautrice, ma anche avvocato e attivista per la pace, condivide il palco con Idan Toledano, chitarrista israeliano. Un duo artistico legato da un'amicizia profonda, lunga 20 anni, che supera ogni barriera religiosa, culturale e ideologica. Un importante messaggio in un momento in cui si intravedono spiragli di pace. So yesterday I get up with... Ieri mi sono svegliata, come tutte le altre persone, con una grande speranza. Quindi dobbiamo pregare, essere positivi e pregare. Pray. Miriam Tukar, ospite a Catania della rassegna Jazz for Peace, si esibisce da anni in eventi, conferenze e marce per la pace in tutto il mondo. Spesso ha duettato con la celebre cantante israeliana Noah, portando un messaggio chiaro: la convivenza è possibile. It's possible. Questo è possibile. Oggi è molto difficile vedere la fratellanza tra questi due stati, ma sono nate in un posto dove ebrei, arabi e palestinesi vivevano assieme. Arabs and Palestinians live together. Miriam Tukar, madre di una bambina di pochi mesi, ci racconta cosa desidera per il futuro di sua figlia. I want for her safe. Mi auguro per lei di vivere in un posto sicuro, di guardare avanti verso un futuro giusto, fatto di uguali diritti. Equal rights. E adesso una pausa e tra poco ampio spazio per lo sport.
Bentornati al TG Sicilia, adesso il calcio, il Catania vince il derby col Siracusa, il Massimino finisce 2-0, una rete per tempo, Lunetta in apertura e nella ripresa Ierardi. Marco Carli. Il Catania torna al successo dopo quasi un mese. Lo fa nel derby imponendosi 2-0 sul Siracusa che rimedia al Massimino la 7ª sconfitta nelle prime 8 partite. Toscano propone Lunetta da punta, Caturano siede in panchina, Jimenez torna dal primo insieme a Ciccerelli, Quaini a centrocampo. Nel Siracusa Turati sceglie Contini davanti e Parigini nei 3 dietro la punta. Il Catania al minuto 5 già avanti, ottimo intercetto di Tacchio su Limonelli. Lunetta corre verso la porta lasciandosi dietro Pacciardi e di sinistro mette nell'angolino. Quinto gol stagionale per il capocannoniere rossazzurro di questo avvio di campionato. Il Siracusa guadagna campo, ma complice l'assenza di una punta di peso non impensierisce Dini. Nel Catania ci prova ancora Lunetta di testa ma manda alto. La squadra di Toscano recupera palla e riparte. Questo è il filo conduttore che porta anche all'ultima opportunità del primo tempo. Lunetta lanciato a rete trova la parata di Farroni, il pallone passa da Ciccerelli a Jimenez fino a Casasola che conclude alto. Nella ripresa il canovaccio resta identico, Dini non fa una parata e quando il Catania riparte invece si rende pericoloso e così costruisce la rete del 2-0. Donnarumma lancia Ciccerelli largo a sinistra, il trequartista si accentra e serve Ierardi che dal limite lascia partire un rasoterra preciso per il gol del raddoppio, il terzo sigillo personale del difensore goleador della squadra di Toscano. Dopo la rete arriva anche il momento di Caturano, Turati è costretto invece a far uscire Molina appena entrato per Capanni. Caturano riesce ad andare alla conclusione dopo un bel passaggio di Raimo, ma il tiro a colpo sicuro è rimpalato da Puzzone. Ha un'occasione anche da Ausilio subito dopo il suo ingresso in campo, ma la palla finisce in corner. Nel finale la parata di Farroni nega il primo gol a Caturano, presentatosi a tu per tu col portiere Retuseo. Il Catania guadagna 3 punti sul Benevento e si porta a -1 dalla seconda piazza occupata dai Sanniti. Il Siracusa resta ultimo. E ora sentiamo le opinioni dei due allenatori Toscano e Turati a fine gara raccolte per noi da Marco Carli. Fare i complimenti ai ragazzi perché secondo me hanno fatto una partita perfetta, hanno interpretato il piano gara che avevamo preparato durante la settimana perché se non affronti il Siracusa in questa maniera ti crea sempre pericoli. Nelle partite precedenti contro squadre anche blasonate ha creato diversi pericoli alle avversari. Oggi noi abbiamo creato 6-7 palle gol, abbiamo concesso neanche un tiro in porta a Siracusa che nelle altre gare ha creato grossi pericoli alle avversarie. Per questo devo fare i complimenti ai ragazzi. Siamo contenti che oggi Sasà ha calcato il Massimino e ha fatto una buona gara come tutti i ragazzi che sono subentrati, Raimo, D'Ausilio, stesso Allegretto, questo è lo spirito giusto, tutti sono coinvolti, tutti vogliono dare il loro contributo e questa deve essere la nostra mentalità. È stato un inizio complicato perché insomma prendere gol dopo 6 minuti ha un po' fatto sì che poi il Catania interpretasse un po' la partita che predilige fare e devo dire che noi non siamo stati assolutamente bravi e non siamo stati brillanti come in altre occasioni ad impensierire la difesa avversaria, quindi andiamo via molto rammaricati da qua. Al provinciale pari interno per 1-1 del Trapani col Giuliano, a tempo scaduto Canotto fallisce un calcio di rigore, solo 3 punti dei Granata nelle ultime 4 partite. Franco Camarrasana. 3 punti nelle ultime 4 partite, Trapani in crisi di risultati ma non va tanto meglio sul piano del gioco. E così il Giuliano, reduce da 3 sconfitte consecutive, strappa un pari al provinciale grazie anche al portiere russo che a tempo abbondantemente scaduto al 57esimo para un rigore calciato in maniera maldestra da Canotto. Il risultato di 1-1 era stato fissato dopo appena 3 minuti di gioco. Dopo 18 secondi Trapani in vantaggio con Cioferri su un assist in area di Grandolfo su un cross di Canotto. Dopo 2 minuti il pari con una conclusione di testa di Nepi su un cross di Balde. Poi qualche occasione qua e là su entrambi i fronti, sprecate talvolta in maniera banale. Serie B, Palermo concreto e vincente contro lo Spezia 2-1 con i gol di Pogliampalo e Pierozzi. Marco Gullà.
pratico, concreto e vincente. Il Palermo sbanca il picco, vince 2-1 contro lo Spezia e mette in cascina 3 punti d'oro. Dopo 2 prestazioni poco brillanti, la squadra di Inzaghi ruggisce e addenta lo Spezia. I rosanero soffrono solamente nel finale, ma per larga parte del match sono sul ponte di comando e non rischiano praticamente nulla. Inzaghi lascia fuori Brunori e mette dentro Palumba assieme alle due ronne con Poyampalo al fiero offensivo. Palermo che parte subito aggressivo, Veroli sfiora il gol, ma alza troppo la mira. Poi altra occasione, caos in area ligure, Poyampalo non riesce a segnare da pochi passi. Si fa male intanto Bani, entra Diakité. Il Palermo non perde la bussola e al 42esimo trova il gol. Cross in area di Palumbo, mischia e rete di Poyampalo che è lesto a battere il portiere dello Spezia, 1-0. Ripresa, entra Giasi al posto di Diakité. Il Palermo controlla il match al 58esimo, raddoppia. Angolo, tiro svirgolato di Poyampalo, mischia e colpo di testa di Pierozzi che la piazza all'angolo, 2-0. La gara scorre, la banda di Inzaghi segue lo spartito senza stonature, i cambi anestetizzano i ritmi. Solo nel finale la partita si riaccende, rigore per lo Spezia per ingenuità di Blen. Joronen pare rigore, ma sulla ribattuta lo Spezia segna su autogol di Giovane. Nel finale il Palermo rischia, ma ancora il portiere rosanero salva. 2-1 e 3 punti cruciali per la formazione rosanero. Siamo molto contenti, oggi veramente abbiamo perso Bani che è il nostro leader e la squadra è stata straordinaria, veramente, insomma non vincevamo da più di 90 anni su questo campo, ma questa squadra aveva già sfatato il tabù Caserta, il tabù Castori e oggi c'era anche il tabù D'Angelo per me perché non avevo mai vinto con lui e poi un campo difficile perché se non si vince da 93 anni vuol dire che qui non è semplice, però la squadra ha fatto una grandissima partita. Una breve pausa, tra poco per altri aggiornamenti. E per questa edizione non ci sono aggiornamenti, grazie per averci seguito e buona serata.